24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Ringrazio la Guardia di Finanza di Venezia per un'operazione di grande importanza che sta portando alla luce elementi preziosi per impedire che la regione potesse diventare vittima di attività illecite potenzialmente foriere di un importante danno economico in un settore tanto delicato come quello delle assicurazioni e della sanità. Un nuovo importante tassello di una collaborazione tra regione e forze dell'ordine, già ottima, che intendiamo potenziare ulteriormente. Lo ha sottolineato il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, in relazione alle indagini delle Fiamme Gialle riguardanti la società assicuratrice che, unica partecipante, si era aggiudicata l'appalto per le coperture assicurative delle ULSS venete. Anche noi, ha sottolineato il presidente, avevamo subito avuto dei sospetti, tanto che il mio assessore alla sanità Luca Coletto aveva già il 5 dicembre 2011 attivato il servizio ispettivo regionale. Gli utenti del Servizio Ferroviario Regionale del Veneto hanno avuto motivi per almeno 1.520.397 euro di lamentare ritardi, mancate comunicazioni, sovraffollamento e altre inadempienze contrattuali da parte di Trenitalia nel corso del 2011. Lo ha sancito la Giunta regionale che, su iniziativa dell'assessore alle politiche della mobilità Renato Chisso, ha irrogato una sanzione complessiva di quell'entità alla società ferroviaria che gestisce il servizio sulla base di un contratto sottoscritto con la regione. Il calcolo della multa, che come di consueto restituiremo ai pendolari sotto forma di sconti sugli abbonamenti, ha spiegato Chisso, è il risultato del monitoraggio sulla qualità del servizio svolto in relazione a violazioni contrattuali riguardanti gli standard di qualità delle prestazioni. Un esercito di oltre 1000 camici bianchi ha incrociato le braccia a partire da ieri, 2 giorni di proteste e agitazioni contro il decreto Salva Italia che prevede la tassazione IRPEF su tutte le somme al di sopra di 11.500 euro percepite come borse di studio e di ricerca, e pare che lo sciopero abbia raggiunto l'obiettivo. È arrivata la retromarcia del governo. Senza il lavoro degli specializzandi, importanti strutture sanitarie come l'azienda ospedaliera di Padova non sarebbero in grado di garantire l'attuale livello dei servizi e infatti in questi giorni la protesta ha messo in subbuglio i reparti ospedalieri di via Giustiniani, in difficoltà quasi tutte le attività connesse con l'Ateneo. Frequentano l'azienda 800 circa degli specialisti in formazione, dei 1425 specialisti in formazione di area medica. Nessuna ricaduta significativa è avvenuta nelle aree dell'emergenza urgenza, dove un maggiore utilizzo del personale strutturato ha consentito di coprire le assenze. Nelle degenze di area pediatrica nessuna criticità particolare si è rilevata. Qualche criticità nelle degenze di area medica, dove evidentemente qualche paziente dovrà attendere qualche giorno in più prima di essere dimesso per il completamento degli accertamenti. E per quanto riguarda l'attività chirurgica, cioè le sale operatorie, abbiamo dovuto riprogrammare per questi 2 giorni, e limitatamente a questi 2 giorni, circa una sala operatoria su 4. È Schiavon il cognome più diffuso nel padovano, Vianello quello nel veneziano, Pavan nel trevigiano, mentre tra i veronesi predominano i cognomi con la I finale, a dire il vero più tipici di altre regioni che non del Veneto. Tra i cognomi classici Rossi rimane quello più diffuso, in assoluto il primo a Rovigo, mentre a Vicenza condivide il primato con Sartori e a Venezia è il terzo della graduatoria. Questo è quanto risulta dall'inchiesta sui cognomi più diffusi in Italia e nel Veneto, condotto dal professor Enzo Caffarelli. Tra le novità segnalate dallo studio, l'ascesa dei cognomi meridionali e di quelli stranieri nelle regioni del nord, sia nelle grandi che nelle piccole città. Sale su un taxi a Padova, cerca di pagare in pesetas e al rifiuto del conducente tenta di sottrargli parte dell'incasso. Per questo un 40enne di Bologna è stato arrestato dai carabinieri di Padova per tentata rapina impropria. L'uomo è salito su un taxi nel parcheggio dell'ospedale Sant'Antonio, chiedendo di essere accompagnato a Bologna.
Alla richiesta di pagamento anticipato, il bolognese ha detto di avere una banconota da 1.000 euro e il tassista, una volta preso in mano, si è accorto essere invece da 1.000 pesetas. Il passeggero ha reagito urlando, arraffando poi dal portaoggetti il denaro del tassista, che ha quindi provato a fermare l'uomo, il quale è stato fermato poco dopo da una pattuglia dell'Arma. Sanità, puzza di camorra nelle ULSS. Le aziende ospedaliere venete si sono legate con la rumena City Insurance in odore di camorra, ma la Guardia di Finanza blocca tutto, tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.